Io sono sempre stato un inguaribile sostenitore del tridente, questo lo sapete, ho sempre detto teniamo la porta aperta a Torino fino alla fine, però mi sa che i tempi supplementari se ne sono andati, soprattutto dopo aver visto la foto pubblicata ieri da parte del sindaco Appendino, perché va bene il dibattito, vanno bene anche, dico fra virgolette, le polemiche quando sono sane, quando c'è voglia di confronto anche vivace, ma pubblicare una foto di Torino con le Alpi e una di Milano con lo smog, dico che va fuori dal fair play sportivo e quindi non ci siamo più. Dopo mesi di diplomazia, il governatore veneto Luca Zaia entra nella polemica olimpica per commentare con durezza l'uscita della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha definito incomprensibile la candidatura congiunta di Milano e Cortina, accompagnando l'esternazione con un discutibile fotomontaggio. Con questi presupposti, allarga le braccia Zaia, non si può fare un percorso insieme, avanti tutta con Milano. Cominciamo col dire che le Olimpiadi valgono circa 40.000 posti di lavoro e 2 miliardi di giro d'affari per il Veneto. Sono una grande opportunità di promozione, di occupazione e anche di valorizzazione di quello che abbiamo. 2021 Mondiali di sci, 2026 Olimpiadi invernali. Stiamo lavorando per questo. Domani i presidenti delle due regioni e i sindaci delle due città si vedranno a Venezia per un incontro tecnico, seguito dalla presentazione alla stampa del progetto olimpico. Il tridente ci avrebbe dato la pace sociale e anche i finanziamenti dal governo, spiega Zaia, ma guardiamo avanti nella consapevolezza che siamo in grado di organizzare queste Olimpiadi con lo spirito di autonomia che ci contraddistingue. Il governo confida molto su di noi, se ci dice che le Olimpiadi le possiamo fare solo noi vuol dire che sa che l'autonomia ce la meritiamo. Dall'altro voglio ricordare che il CIO ci dà 980 milioni di euro per una contropartita che noi veneti dovremmo coprire di circa 100 milioni di euro. In totale dovrebbe essere circa 400 milioni l'esborso per avere 1 miliardo di euro.